Qualità, bontà e bellezza. Bastano 3 parole per descrivere la grappa fuori classe Leon Riserva 15 anni, prodotto del maestro distillatore trevigiano Roberto Castagner, che dopo aver vinto l'Oscar della miglior grappa al premio Bibenda 2015, si è aggiudicato anche l'etichetta d'oro per il packaging al Vinitaly 2016. Una grappa fuori classe di nome e di fatto, frutto della visione innovatrice di un imprenditore che ha rivoluzionato l'industria italiana dei distillati. La grappa in Italia era un'abitudine berla nel caffè o berla come digestivo, bianca in particolare, invece nel mondo il cognac, i grandi rum, i grandi whisky avevano già nel DNA le grandi annate. Quindi per poter competere col mondo io ho pensato circa 20 anni fa di mettere via le prime 100 barrique, oggi sono quasi 2000 barrique dove riposano le mie grappe e nel mondo ti puoi proporre proprio con le verticali, col 3 anni, col 5 anni, col 10 anni, col 15, perché il codice di valore nel mondo sono quanti anni è rimasto il tuo distillato in una barrique. Un investimento vincente che oggi permette a Roberto Castagner di proporre sul mercato un prodotto unico per veri fuoriclasse del gusto. La grappa non si beve, si degusta, quindi c'è un rito che parte dal bicchiere ma parte proprio dalla cultura che vedrete, bisogna insegnare alle persone ad apprezzare, soprattutto nei 15 anni di storia, 15 anni di lavoro, 15 anni di fatica, 15 anni di investimento, perché in quel momento là genereremo nel consumatore finale, che è il nostro obiettivo, l'emozione di bere un prodotto unico. Prendere il bicchiere con la mano e tenere il bicchiere nella mano in maniera tale che la mano umanizzi, si dice così, non scaldi la grappa, ma umanizzi la grappa. Facendola ruotare lasciamo liberi gli aromi dell'alcol. Quando avviciniamo la grappa al naso riusciamo a sentire immediatamente i profumi. L'abilità del maestro distillatore, come Roberto Castagner, è quello di tirare fuori dalle bucce dell'uva gli aromi e i profumi, i sapori. Io dico sempre, quando una grappa sa da alcol o sa da barrique abbiamo perso tempo. Quando una grappa sa da frutta abbiamo centrato l'obiettivo. L'innovazione è la chiave per aprire nuovi mercati a un prodotto tradizionale come la grappa. Questa è la sfida di Roberto Castagner, che dopo aver conquistato i paesi europei è ora pronto a sbarcare oltreoceano con un nuovo distillato adattato al gusto e alla cultura dei consumatori americani. In America stiamo sbarcando in questi giorni. Il distributore americano cercava una grappa che tenesse il ghiaccio, perché gli americani bevono tutti col ghiaccio. Adesso dopo 3 anni siamo pronti per presentare nel mercato questo distillato, che è una grappa distillata 5 volte, pronta per gli americani che in tutto quello che vedono bianco ci mettono del ghiaccio. Ecco, la sfida è questa, andare nei mercati nuovi, capire le loro abitudini e far diventare la grappa adatta ai loro consumi.